Si terrà domani venerdì con inizio alle ore 15 e sabato 28 ottobre con inizio alle ore 8:30 presso l'Hotel della Valle di Agrigento un interessante convegno dal tema La complessità nella gestione della malattia di Alzheimer, uno sguardo multidisciplinare, organizzato dal dottor Leonardo Giordano, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP 1 di Agrigento, e dalla dottoressa Liana Guicciardino, direttore dell'Unità Operativa Complessa Malattie Degenerative Involutive, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ASP 1 di Agrigento. Il convegno prevede un ricco programma scientifico diviso in 4 sessioni nelle quali saranno affrontate da parte dei relatori le molteplici tematiche inerenti alla malattia dell'Alzheimer, con particolare attenzione al delicato compito dei caregiver, ad affiancare i responsabili scientifici Leonardo Giordano e Liana Guicciardino, il board scientifico composto dai dottori Giovanni Alba, Simona Carisi, Gaetana Chillemi, Paola La Sala Savona, Valentina Mularo, Giuseppe Provenzano, Emanuele Pecoraro, Claudia Sgarito. Testimonial del convegno è l'attrice Margot Sicabogi, nota principalmente per il ruolo di Maria Martiri nel telefilm Un medico in famiglia, che affronterà il delicato argomento che coinvolge i familiari e i caregiver di L'amore oltre la malattia. Un particolare saluto sarà effettuato anche attraverso un videomessaggio dal noto attore italiano Lino Banfi, che parlerà della sua personale esperienza con l'Alzheimer che ha colpito la moglie successivamente deceduta. Il convegno La complessità nella gestione della malattia di Alzheimer, uno sguardo multidisciplinare, vuole porre l'attenzione su una patologia quale l'Alzheimer in costante crescita a causa dell'invecchiamento della popolazione. Questo convegno è stato fortemente voluto da me e dal dottore Giordano, il capo dipartimento della salute mentale, molto attento nei confronti della fragilità. Verrà coinvolti specialisti nei vari ambiti che si confronteranno sul tema dell'Alzheimer. Verranno affrontati vari aspetti che va dalla prevenzione alla diagnosi precoce, all'approccio importante di tipo psicosociale nella gestione sia del paziente che del caregiver, ponendo l'attenzione anche agli aspetti medico-legali del paziente psicogeriatrico e l'importanza anche delle comorbidità nella gestione della patologia. Questo momento sarà un momento di confronto articolato nelle 2 giornate con diverse sessioni scientifiche, che sarà preceduto da un'apertura inaugurale del convegno che vedrà come testimonial d'eccezione Margot Sicaboni, la Maria di un medico in famiglia, che mostrerà una performance artistica sul tema dell'Alzheimer e un tech message di Lino Banfi, che con la sua innata dolcezza condividerà con i caregiver la propria esperienza personale. A questo seguiranno le sessioni scientifiche, le sessioni di lavoro, e il focus che vogliamo porre in questo convegno è soltanto non quello di porre l'attenzione sull'Alzheimer al fine di effettuare e di promuovere la diagnosi precoce della patologia, ma anche quello di promuovere una cultura che punta sul benessere, anche nei pazienti che hanno già una diagnosi di demenza. E questo attraverso la messa in campo di equip pluridisciplinari che si prendano cura del paziente e della famiglia in toto. Diciamo che il Dipartimento Salute Mentale, unitamente all'Unità Operativa Complessa Malattie Neurodegenerative e Demenze, ha voluto, organizzare questo convegno che si terrà il 27 e il 28 di ottobre presso l'Hotel della Valle, dove diversi operatori attinenti a varie specialità e anche a professioni di tipo non medico, psicologi, sociologi soprattutto, affronteranno temi molto complessi, proprio a testimoniare che la gestione del paziente con demenza è una gestione che richiede un approccio multidisciplinare.
Difatti tratteremo non solo aspetti diagnostici e terapeutici in un tema in cui praticamente la rilevanza è sempre più ampia. Basti pensare che le demenze sono tra le principali cause di morte nell'anziano e soprattutto tra le principali cause di invalidità e inabilità. Quindi non solo, dicevo, aspetti di tipo diagnostico, terapeutico e clinico, ma anche aspetti che apparentemente poco hanno a che fare con la gestione del paziente. Mi riferisco per esempio ad aspetti giuridici, ad aspetti psichiatrico-forensi, le cui conoscenze sono richieste anche agli operatori che nel quotidiano lavorano e si confrontano con questo disagio, non solamente nell'ambito dei centri per la demenza, ma anche nei centri salute mentale, piuttosto che nelle comunità, piuttosto che in altri ambiti. Viene sempre richiesta maggiore attenzione e maggiore competenza all'operatore, che deve conoscere e saper gestire anche questi aspetti non prettamente, diciamo, di tipo medico.